Giulio Cainarca, a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi vi vorrei riproporre alcuni passaggi, alcuni estratti del convegno del 24 aprile scorso organizzato dall'associazione Justice of Mind, presieduta dall'avvocato Luca Dauria, che è stato diverse volte anche ospite in nostra trasmissione, dedicata al caso Bossetti. La parola ai giurati, visto che si tratta di un giudizio che va in corte d'assise con la presenza di giurati popolari, ma soprattutto si parlerà di prova scientifica con l'intervento del professor Marzio Capra, già vicecapo dei RIS e responsabile sotto la guida del professor Andrea Piccinini del laboratorio di genetica forense DNA Lex dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano. E poi vi vorrei proporre anche qualche breve estratto delle considerazioni fatte dall'avvocato Carlo Taormina, in veste di avvocato e di docente di procedura penale, su una questione relativa al concetto di prova e di indizio, che sono due distinzioni importanti naturalmente, ma anche legate alla vicenda specifica del caso di Massimo Giuseppe Bossetti, accusato dell'omicidio di Aragan Birasio. Tutto alla luce principalmente però della questione della prova scientifica e della sua valutazione in sede processuale e in relazione al caso specifico, perché la traccia, diciamo, che ha condotto all'arresto di Bossetti, come sappiamo e come più volte ci ha spiegato anche in diretta il professor Capra, è una traccia che ha una particolarità, una natura molto particolare, anzi un unicum, stando alle parole che poi ascolterete soprattutto del professor Capra. E questo unicum va valutato anche dal punto di vista giuridico, diciamo così, dal punto di vista del diritto. Intanto però, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani sulla scuola, sciopero e protesta contro la riforma, all'insegna di slogan del tipo la buona sola, che fa il verso alla buona scuola, la riforma di Renzi, la scuola in piazza contro il disegno di legge di riforma voluto da Renzi, a protestare studenti e insegnanti. Nella notte a Roma, blitz degli studenti davanti al Ministero dell'Istruzione. L'agenzia ANSA poi aggiorna da Roma a Milano, a Torino, a Bari, a Palermo. E le parole del Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini: perché uno sciopero della scuola di queste dimensioni con tutti i sindacati in piazza che non si vedeva da 7 anni? Perché da 7 anni non ci si occupava di scuola per cambiarla, ha detto il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. Questo è l'argomento di apertura dell'ANSA di oggi. Intanto però, già che ci siamo, vorrei anche segnalarvi, visto che in rassegna stampa non abbiamo fatto in tempo, un interessante articolo su Italia Oggi, pagina 14, a proposito di un'altra riforma del governo Renzi, la riforma cosiddetta del Jobs Act, la riforma del lavoro, nel mercato del lavoro e dei contratti appunto a tutela crescente, come sono stati definiti. Su questa questione si sofferma oggi Giorgio Ponziano su Italia Oggi, pagina 14, a colloquio con il professor Michele Tiraboschi, allievo di Marco Biagi, il quale fa un'osservazione che incide sulla questione della finanza pubblica, perché Renzi ha fatto una scommessa costosa con la questione del Jobs Act. I costi per trasformare i contratti da tempo determinato a indeterminato con questa normativa del Jobs Act ammontano a 5 miliardi di euro. Ma bisogna aggiungere un'altra somma, più cospicua ancora, 3 volte tanto. Dobbiamo aggiungere 15 miliardi di mancate entrate per i contributi che le aziende non verseranno in virtù degli incentivi fissati dalla legge finanziaria. In totale fanno 20 miliardi e questi 20 miliardi, osserva il professor Tiraboschi, con la situazione generale che abbiamo, dove si andranno a prendere se non tassando le imprese e le famiglie? Per il Jobs Act non ci sono coperture finanziarie e in questo senso sono significativi i problemi che sono già sorti con la Ragioneria Generale dello Stato. Insomma, nella questione del mercato del lavoro abbiamo 20 miliardi di euro da recuperare e giustamente osserva il professor Tiraboschi, con questo clima economico generale, dove si vanno a prendere 20 miliardi di euro se non tassando le imprese e le famiglie? Fuoco ad alzo zero del braccio destro e successore del giuslavorista Marco Biagi sulla questione del Jobs Act. La bocciatura del Jobs Act da parte del professor Tiraboschi è totale e controcorrente rispetto a quello che è stato reso pubblico ed è stato divulgato con enfatizzazioni naturalmente rispetto al Jobs Act. Il Jobs Act, così come gli 80 euro, dice il professor Tiraboschi, sono misure politiche in vista di campagne elettorali. È vero che stiamo passando da contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato, che però non hanno l'articolo 18, quindi paradossalmente è più tutelato
chi ha un contratto di 3 anni rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato che può essere licenziato in ogni momento ricevendo soltanto 4 mensilità. Non è vero che l'aumento dei contratti a tempo indeterminato ha aumentato la stabilità del lavoro, ma soprattutto vengono sprecate ingenti risorse senza creare un nuovo posto di lavoro in più. La priorità era creare più lavoro e non convertire i contratti. Così il professor Tiraboschi su Italia Oggi a proposito del Jobs Act. Così come vale una lettura l'articolo di Camilla Conti sul Fatto Quotidiano a proposito delle belle parole di Renzi alla Borsa di Milano: il capitalismo di relazione basta, però le relazioni che contano le hanno sfruttate i suoi amici per entrare nei consigli di amministrazione dell'Enel, dell'Eni, delle società controllate dallo Stato. Si comincia con Fabrizio Landi, ex amministratore delegato di Esaote e tra i finanziatori delle campagne elettorali di Renzi, nominato da Renzi nel CDA, nel Consiglio di amministrazione di Finmeccanica. Alberto Bianchi, avvocato di Renzi, tesoriere della Fondazione Open, finito nel Consiglio di amministrazione dell'Enel su nomina governativa. Nel collegio sindacale dell'Eni è stato invece nominato da Renzi Marco Seracini, tra i fondatori dell'associazione con cui Renzi ha raccolto i soldi per le primarie comunali del 2009. Sempre all'Eni, come consigliere di amministrazione, è finita la retina Diva Moriani, vicepresidente del gruppo KME di Vincenzo Manes, finanziatore della campagna elettorale di Renzi. Nel consiglio di amministrazione delle Ferrovie ci sono Federico Lovadina, socio dell'avvocato e tesoriere nazionale del PD Bonifazzi, e l'ex McKinsey Gioia Ghezzi, che ha collaborato con Renzi per scrivere una legge quando era ancora sindaco sull'omicidio stradale. Alle poste fra i consiglieri Elisabetta Fabbri, presidente degli Star Hotel, amica dell'imprenditore e consigliere del premier Marco Carrai. Lui stesso, Carrai, è presidente di ADF, Aeroporti di Firenze, la società che gestisce appunto l'aeroporto fiorentino, oltre che consigliere dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze. E ad aprile Carrai ha occupato un'altra poltrona importante nel consiglio di amministrazione della Bassilichi, partner di riferimento per banche, aziende e enti della pubblica amministrazione, grazie a un'offerta relativa a strumenti di governo della società che si rivolge sostanzialmente al mondo della finanza. Poi ci sono le relazioni coltivate in banca dagli amici come Jacopo Mazzei, ex presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, che oggi siede nel consiglio di sorveglianza di Banca Intesa San Paolo. E poi naturalmente viene citato anche Oscar Farinetti, che con Italy ha ottenuto un grande spazio all'Expo, 8.000 metri quadri con 20 ristoranti, senza gara d'appalto e senza preventiva ricerca di mercato. Le relazioni dunque sono morte, dice Renzi, il capitalismo di relazione non conta più, però chi ha buone relazioni con lui ottiene anche buoni posti nei consigli di amministrazione. Per quanto concerne invece la legge elettorale, l'articolo direi oggi più interessante, chiave critica, che non è detto che la chiave critica sia sempre la più giusta, però chiave critica significa anche chi offre spunti di riflessione sulla legge elettorale approvata in Parlamento, è quello di Gianni Ferrara in prima pagina sul Manifesto. Adesso non facciamo in tempo a leggerlo, però per chi volesse è l'articolo credo tra i più interessanti di oggi, mentre è da citare anche l'articolo di Camille Eid su Avvenire, perché ci riporta a una popolazione completamente dimenticata o quasi dai mass media, la popolazione yazida tra Iraq e Siria, che oggi viene ricevuta dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, o meglio, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esamina oggi oltre 100 testimonianze di sopravvissuti, dopo l'ennesimo massacro di decine di ostaggi yazidi da parte dei terroristi dello Stato Islamico. La strage è avvenuta venerdì scorso nella località di Tal Afar, 60 km a ovest di Mosul, in Iraq, e avrebbe interessato, secondo stime, fra i 300 e i 600 componenti della comunità che sono stati rapiti nell'estate scorsa. Diverse testimonianze hanno parlato di 50-70 cadaveri gettati nel pozzo chiamato Antar, usato in passato dagli jihadisti come fossa comune dei loro oppositori. Un componente della Commissione irachena per i diritti umani, Kolo Sinjari, ha sollecitato un intervento urgente del governo iracheno e della comunità internazionale per fermare i terroristi che continuano a compiere esecuzioni di prigionieri yazidi nella moschea Al-Huda a Tal Afar, quello che sarebbe un luogo sacro
dove si compiono naturalmente gli omicidi e le decapitazioni. Secondo Singiari, dei 4.000 yazidi rapiti l'anno scorso, 1.600 sono riusciti a fuggire, raggiungendo luoghi sicuri, oppure sono stati rilasciati dopo una finta conversione all'Islam da parte degli stessi rapitori. Sugli altri ostaggi, invece, c'è il rischio della fucilazione, perché sono diventati un peso sull'organizzazione a causa dei bombardamenti della comunità internazionale. Le ultime efferatezze dello Stato islamico sono destinate dunque ad arricchire il già copioso dossier preparato dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Oltre 100 testimonianze di sopravvissuti yazidi relative a crimini e abusi commessi tra giugno 2014 e gennaio 2015 saranno sottoposte al Consiglio di sicurezza per essere trasmesse alla Corte Penale Internazionale. Tra le testimonianze raccolte dagli investigatori, una parla di miliziani dello Stato islamico che ridono mentre nella stanza accanto si consuma una violenza ai danni di 2 ragazzine. Una donna incinta racconta invece di un medico, per così dire, dello Stato islamico che l'ha violentata ripetutamente, poi si è seduto sulla sua pancia dicendo: questo bimbo deve morire perché è infedele, io posso darti un bimbo musulmano. Il califfato di Abu Bakr al-Baghdadi aveva pubblicato l'anno scorso una specie di guida per illustrare ai seguaci come trattare le donne infedeli. Vanno trattate come schiave, secondo le prescrizioni coraniche. Nelle mani dello Stato islamico rimangono ancora almeno 1.500 ragazze yazide, mentre ammonta a 300 il numero di quelle che si sono sottratte all'organizzazione e alle quali l'UNICEF assicura un supporto sanitario e psicologico e un tentativo d'aiuto al reinserimento in famiglia e in società. Gli yazidi sono accusati di essere un'eredità del paganesimo persiano. La loro fede offre un misto di elementi di giudaismo cabalistico, di cristianesimo, di zoroastrismo e perfino di misticismo islamico. Venerano una divinità chiamata Tausi Melek, l'angelo pavone, assimilato dai loro avversari islamici al diavolo. Possiedono 2 libri sacri, il libro della rivelazione e il libro nero, che descrivono la creazione dell'universo e degli angeli, precisando le leggi da osservare. Quanto basta per suscitare nei secoli, contro di loro, persecuzioni da parte dell'Islam. Nel 1892 migliaia di yazidi sono stati uccisi in un'offensiva delle truppe ottomane. Nel 2007 circa 500 yazidi sono stati uccisi in una serie di attentati simultanei di gruppi jihadisti. Molto difficile, scrive Camille Eid oggi su Avvenire, molto difficile stimare il loro numero attuale. Fino al 2005 si parlava ancora di 500.000 di persone residenti in Iraq, principalmente a Sinjar e Sheikhan nel nord. Altre decine di migliaia si trovavano in Siria e nel Caucaso. La persecuzione degli ultimi anni ha costretto migliaia di famiglie yazide a fuggire in Europa. Soltanto in Germania si contano circa 50.000 fedeli. Altri luoghi nei quali gli yazidi sono emigrati, soprattutto in Australia e negli Stati Uniti. Con questo noi ci fermiamo un attimo qui. Adesso vorrei proporvi appunto gli estratti dal convegno del 24 aprile scorso di cui vi dicevo, organizzato dall'associazione Justice of Mind sulla questione del caso Bossetti e della prova scientifica. L'intervento principale è quello del professor Marzio Capra, come vi dicevo, docente universitario e uno dei responsabili del laboratorio di genetica forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano. La prova scientifica, allora bisogna vedere che cosa intendiamo per prova scientifica. In questo caso noi stiamo affrontando il discorso degli accertamenti tecnici. Allora bisogna vedere che accertamenti tecnici sono stati eseguiti e come sono stati eseguiti. Di norma formiamo poi un risultato al giudice. Questo risultato deve essere ovviamente inquadrato all'interno di tutti gli altri elementi che il giudice ha a disposizione per poter formulare il proprio libero convincimento. Infatti questo era la mia appunto discussione di oggi e volevo partire da questo punto, che di solito è l'ultimo punto che vado ad affrontare quando mi trovo a spiegare e fare delle discussioni, dei convegni appunto sulla prova del DNA. Cioè alla fine di tutte le mie discussioni io spiego come appunto il DNA, alla luce di tutte le cose che sono andato a enucleare nel corso appunto della discussione, integri tutti gli altri elementi a disposizione del giudice per formulare il proprio libero convincimento e altresì nella fase di indagine preliminare integra tutti gli altri elementi che la pubblica accusa ha a disposizione per formulare appunto l'accusa.
E il caso estremamente interessante, di cui andiamo appunto a trattare per quanto riguarda la vicenda Bossetti, pur una sua chiaramente drammaticità che d'altra parte corrisponde a tutti i procedimenti penali che ci troviamo appunto ad affrontare, è che in questo caso sembra che il DNA venga recepito dall'opinione pubblica come l'unico elemento contro appunto il Bossetti sufficiente per poter arrivare a una dichiarazione, a un rinvio a giudizio, una dichiarazione di colpevolezza. E in realtà quando io sento cose di questo tipo, recepisco queste impressioni da parte dell'opinione pubblica, mi allarmo un po'. Mi allarmo soprattutto perché il primo compito del genetista forense è quello di proteggere l'affidabilità dei propri accertamenti. Proteggere l'affidabilità significa non solo utilizzare delle tecniche che siano validate e che siano riconosciute dalla comunità scientifica, ma significa anche proteggere l'affidabilità dall'avvertamento sulla scena del crimine, quindi evitare chiaramente qualsiasi tipo di inquinamento e altre cose, ma anche alla presentazione dei risultati finali, ossia sincerarsi, assicurarsi che i risultati che si vanno a fornire al giudice vengono recepiti nella maniera corretta e non senza delle pericolose distorsioni che potrebbero poi generare, come appunto diceva la collega, dei percorsi mentali non propriamente corretti. Per quanto riguarda appunto il caso della vicenda appunto di Bossetti, a me sono state messe a disposizione migliaia, anzi decine di migliaia di pagine e nel corso delle ultime settimane ho avuto modo appunto di studiarle perché era un caso estremamente appunto interessante e volevo appunto portare alla vostra attenzione quelle che sono alcune anomalie che a mio avviso meriterebbero di essere non tanto approfondite ma di essere valutate nell'ottica appunto di quella che è la prova del DNA. Io chiaramente non entro assolutamente in quello che è nel dettaglio dei risultati tecnici circa quindi la bontà degli accertamenti ottenuti, perché questi non sono tra gli atti che sono stati depositati, questi sono tra gli atti che saranno a disposizione del giudice, di eventuali esperti del giudice per fare le cose. Prendiamo per buoni comunque questi risultati. Guardando già questi risultati noi ci accorgiamo che ci sono delle vistose anomalie. Per ultima sarà un'anomalia più grossa, quella del DNA mitocondriale, ma prima di arrivare a quella del DNA mitocondriale ce ne sono tantissime altre. Allora, consideriamo che il corpo della povera ragazza è stato per circa 3 mesi, nella peggiore delle ipotesi, sottoposto alle intemperie. Tuttavia le temperature nel periodo in cui è stato rinvenuto il corpo sono state abbastanza basse e questo ha fatto in sì che le tracce biologiche sul corpo della povera ragazza fossero sufficientemente leggibili. Il fatto di aver ottenuto anche dei risultati di rilievo nel corso delle analisi è anche dovuto al fatto che la Procura ha messo in campo professionalità di assoluto rilievo per l'esecuzione di tutti gli accertamenti, per cui il fatto della temperatura fredda e il fatto che chi è intervenuto siano persone di provata esperienza ha fatto sì che i risultati, nonostante il tempo trascorso, fossero di rilievo. Ma guardando questi risultati di assoluto rilievo si nota subito quella che è la prima anomalia. Lasciamo perdere gli indumenti. Si nota che sul corpo di questa povera ragazza non è stato trovato nulla. Sul cadavere di Yara non è stata trovata nessuna traccia biologica di interesse. E questo è un elemento che veramente sconcerta. Leggendo nell'autopsia è stato riportato che il RIS ha provveduto ai rilievi di specifica competenza e repertare materiale giudicato utile al fine del proseguimento delle indagini. Al fine del proseguimento delle indagini. Che cosa è stato trovato sul corpo di interessante dal punto di vista biologico? Nulla. Sotto le unghie non è stato trovato nulla. Ed è un caso che è estremamente raro. Noi abbiamo fatto uno studio come Istituto di Medicina Legale negli anni fine 90 e primi anni 2000 in cui si trovavano positività nel 30% dei casi di vittime di omicidio, compresi anche, passatemi in termini di sparati, cioè soggetti che gli sparano magari a distanza di 3 o 4 metri, per cui non c'è stata colluttazione. Non tutti gli sparati, non c'è colluttazione perché ci possono essere anche una breve colluttazione prima. E lì si trovano prove, qui no. E si trovano dei prove. In questo caso non è stato trovato assolutamente nulla. Io non voglio adesso riportare casi che sono ancora aperti, però ricordiamoci ad esempio anche del caso delle unghie di Chiara Porto, di Chiarasco. In primo grado non era stato trovato niente, dopodiché erano stati fatti questi accertamenti, in secondo grado ormai il materiale era degradato, è stato trovato qualche cosa, non era più leggibile, ma anche in quel caso qualche cosa è stato trovato. In questo erano sufficienti. In questo caso non è stato trovato niente. Può capitare che sotto immagine non ci sia niente, però è un'anomalia non di poco conto.
tamponi genitali. I tamponi effettuati sul corpo della povera ragazza in sede genitale di interesse non hanno rivelato assolutamente la presenza di nulla. Ora, che il caso si presentasse con delle modalità che potevano evocare una violenza sessuale si evince anche dal quesito formulato dal pubblico ministero, che specificatamente ha chiesto se la ragazza fosse stata vittima di violenza sessuale, per cui c'erano tutte le caratteristiche per pensare che ci potesse essere qualche cosa e non è stato trovato assolutamente nulla. E la stessa cosa si può dire per i tamponi cutanei, che immagino che siano stati eseguiti. È vero che il corpo era aperto, però è anche vero che su questo povero corpo sono state trovate, da quello che mi risulta, tantissime fibre, sono stati fatti dei prelievi adatti e mirati per il repertamento delle fibre. Ora, se pensiamo che una fibra possa resistere al vento e alla pioggia e una traccia di DNA invece sparisca completamente, a mio avviso siamo completamente fuori strada, cioè è molto più volatile una fibra rispetto ad esempio a un traccio di materiale biologico depositato sopra. Ma per quanto riguarda la dinamica, i tamponi cutanei dobbiamo considerare anche la dinamica, cioè il reo, il disgraziato che ha compiuto questo tremendo delitto, l'ha fatto con una dinamica abbastanza articolata, cioè l'esame autopsico ha testimoniato molteplici lesioni sul corpo della vittima, sia in sede toracica anteriore che sul sede lombosacrale, sia sulle gambe, sia sui polsi, al collo. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Elegante? Vado al vernissage, al finissage o all'escamotage. Dinamico. 7 palestra, 9 aperitivo e alle 10 a ballare. Ci entrerebbe pure un po' di free climbing. Fashion. Lo smalto? Per trovarlo sono arrivata a Londra. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam. Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Dentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla.
Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo all'intervento del professor Marzio Capra sul caso Bossetti. L'audio non è di grande qualità, ma presumo e spero e presumo che si possa sentire comunque il ragionamento del professor Capra sul caso Bossetti al convegno del 24 aprile scorso organizzato dall'associazione Justice of Mind a Milano al Circolo della Stampa. Sul corpo, per cui che non ci sia sul corpo nessuna traccia è un qualche cosa che è abbastanza complesso. Per quanto riguarda l'ipotesi di violenza sessuale, ricordiamo che in sede autoptica il medico legale ha segnalato di avere rinvenuti gancini del reggiseno completamente slacciati. C'era una duplice aggancio, c'era sia l'aggancio a vento che l'aggancio appunto a ganci, per cui non si poteva essere staccato nel corso della colluttazione. La colluttazione di per sé avrebbe già comunque portato delle tracce evidenti sotto i margini ungulari, cosa che non è stata trovata. Quindi questa è la prima anomalia. La seconda anomalia invece riguarda negatività completa sul corpo, positività, estrema positività per quanto riguarda gli indumenti. Allora, quindi questi accertamenti sugli indumenti hanno portato a due tipi di anomalie. Un'anomalia di tipo quantitativo e un'anomalia di tipo qualitativo. Cominciamo a vedere anomalia di tipo quantitativo. Quanti profili genetici sono stati trovati sul corpo della povera ragazza? Sul corpo della povera ragazza sono stati trovati 11 profili genetici diversi. Capite che 11 profili genetici diversi sul corpo di una vittima di omicidio è un'evidenza assolutamente, ripeto, assolutamente strana. Io ho fatto centinaia di casi di omicidio, mi capita di trovare qualche profilo genetico, ma 11 profili genetici, per quanto le indagini siano state fatte in maniera accurata, per cui non si sia lasciato nulla, o sia stato ripetuto di non aver lasciato nulla di intentato, 11 profili genetici è veramente un numero esorbitante. È un numero ancora più esorbitante se si considera che di questi 11 profili genetici, nessuno di questi 11 profili genetici è risultato essere riconducibile a familiari. Ora, se si dice che il DNA è facile lasciarlo in giro, bisogna capire come mai i familiari che sono a stretto contatto con la persona non lasciano del DNA. Allora probabilmente non è così semplice lasciare delle tracce di DNA. E quindi questi 11 profili genetici possono avere una valenza di un certo livello. Dicevo 11 profili genetici perché sui guanti, la polizia scientifica ha eseguito degli accertamenti sotto un paio di guanti che erano stati trovati, che questa circostanza chiedola della prova scientifica, comunque erano stati trovati tutti quanti all'interno di un'unica tassa, c'erano diverse tasse nel giubbotto, però tutti i due guanti, il telefonino, la fila del telefonino, la SIM, gli auricolari, il lettore MP3, tutto quanto era stato messo alla rinfusa all'interno di un'unica tasca. Di solito quando questo avviene perché magari erano sparsi in giro e qualcuno li ha messi dentro. Però diciamo che quanti sono stati analizzati, almeno in parte, non completamente, e hanno mostrato due profili genetici, un profilo genetico di un soggetto maschile e un profilo genetico di un soggetto femminile. E nelle posizioni apicali del guanto della mano sinistra, il medio e l'indice, e l'anulare non è stato analizzato. Diciamo che questi sono degli elementi che sono interessanti, cioè non è perché per il fatto che sono stati trovati in tasca quindi questi guanti non sono rilevanti, perché tu non lo sai al momento della colluttazione se la vittima li aveva, poi li ha persi, comunque è un elemento di assoluto rilievo. E per quanto riguarda dire i guanti non sono reperti di interesse, bisogna ricondursi a quelle che sono le caratteristiche fondamentali della scienza. Cioè la scienza prima di tutto è oggettiva, cioè se un reperto non è rilevante non lo analizzi, se lo analizzi poi consideri questo risultato come un dato tecnico, se non è rilevante è inutile che sprechi tempo e spreco di risorse per analizzare un qualche cosa, perché che cosa ti aspettavi? Se un reperto non è rilevante è inutile che appunto lo approfondisci. È stato trovato un profilo genetico di un soggetto noto sopra il bolsino del giubbotto della vittima, indossato dalla vittima.
E anche questo è stato un profilo che è stato attribuito a un soggetto ma non è stato ritenuto rilevante. Vale lo stesso discorso che dicevo prima: se analizzi una determinata zona di un reperto perché ritieni che questa zona ti possa dare delle notizie importanti, poi quando ottieni questo risultato lo devi motivare in maniera corretta, non puoi basarti semplicemente sul fatto di dire no, ma tanto è una zona che è influente. È stato trovato le famose tracce, quelle più importanti, sopra il list, e quindi siamo 4 soggetti. Dopodiché abbiamo ben 7 profili genetici, anzi 6 profili genetici trovati sopra le strutture epitelitiche che sono state rinvenute sul corpo della povera ragazza. Quindi in totale abbiamo 4 profili, 2 sui guanti, 2 profili, uno sulla mutandina e uno sulla manica del giubbotto, e 7 strutture pilifere, perché 2 sono risultate essere riconducibili a uno stesso soggetto, per cui 7 profili genetici, 7 strutture pilifere e 6 profili genetici. 7 e 4 fa 11, fa 10. L'11° qual è? Il famoso DNA mitocondriale extra che è stato trovato sopra nelle tracce di Inoto. Ma prima di andare a parlare del discorso delle problematiche riguardanti il DNA mitocondriale, bisogna considerare che già a livello del DNA nucleare erano state viste delle diverse anomalie, per cui quando all'inizio avevo detto anomalie di tipo quantitativo, il numero di profili genetici individuati, poi io dico c'è anche un'anomalia di tipo qualitativo, cioè questi risultati com'è che erano? I risultati relativi al famoso ignoto 1 sono stati descritti appunto da RIS come risultati straordinariamente di ottima qualità. Quando un tecnico usa il termine straordinariamente di ottima qualità, vuol dire che già lui ha anche dei sospetti sul fatto di dire non mi sarei aspettato di avere questo risultato così forte, così interessante. Ma questi risultati straordinariamente di ottima qualità poi sono stati analizzati anche da un altro consulente, da un collega molto valido, estremamente bravo, che ha approfondito tutte quante le caratterizzazioni molecolari del soggetto ignoto 1 al fine di attribuirlo in maniera pressoché certa a un rapporto di filiazione con il guarinone. Quindi ha studiato altre regioni genetiche di questo estratto e ha trovato un'anomalia in un sistema genetico ulteriore, il sistema genetico FES, in cui ha trovato la presenza di quella che si definisce un artefatto, cioè ha rifatto più volte questa reazione e ha ottenuto una caratteristica che non ci doveva essere, una caratteristica che era fuori, che non era mai stata vista. E quindi ha giustificato questa caratteristica come un artefatto, perché in letteratura ha detto è possibile che ci siano questi artefatti. In letteratura ti dicono è possibile che ci siano questi artefatti, in aula in tribunale ti dicono devi dimostrare che questo è un artefatto. Quindi è un'ipotesi, tutt'altro che peregrina, però bisogna dimostrare che questi picchi allelici ulteriori che sono stati trovati nel profilo genetico di ignoto 1 e che sono stati confermati nel corso di diverse reazioni di amplificazione sono effettivamente degli artefatti e non sono invece un indice di un qualche cosa che è avvenuto ulteriormente. La terza e ultima appunto anomalia pesante riguarda i risultati del DNA mitocondriale. Infatti in queste abbondanti tracce biologiche che sono state trovate sopra le mutandine, abbondanti tracce biologiche che Iris aveva definito come straordinariamente di ottima qualità e inspiegabilmente non in grado di poter attribuirle a un fluido biologico di appartenenza, cioè c'era tanto DNA ma questo tanto DNA non consentiva dal punto di vista proteico di ottenere dei risultati significativi dal punto di vista che diceva ho tanto DNA ma non so che cosa è attribuibile a questo DNA, so che non è sperma perché mi ha reagito negativamente per lo sperma, so che non è saliva perché mi ha reagito negativamente per quanto riguarda la saliva, il sangue, se c'è tanto DNA il sangue mi aspetterebbe una reazione più forte, qui ho una reazione molto debole perché è compatibile con la presenza di sangue della vittima e quindi ha lasciato questo punto di domanda, ma il grosso punto di domanda è il DNA mitocondriale, che uno si chiede ma per quale motivo sopra queste tracce straordinariamente di ottima qualità, che hanno fornito un profilo genetico chiaro e inconfutabile, si è sentita la necessità di approfondire e di fare il DNA mitocondriale. Da tecnico posso dire che di solito quando viene richiesto di fare questi approfondimenti a fronte di risultati già ottimi che ci sono, perché si hanno dei dubbi su questi risultati, perché sennò non c'è appunto questo. E chi ha effettuato questi accertamenti? L'ha effettuato una persona di estrema caratura dal punto di vista scientifico, che comunque è il comandante del RIS di Parma, e si è avvalso per fare questo tipo di accertamenti, si è avvalso del Dipartimento di Antropologia Molecolare dell'Università degli Studi
di Firenze, che è stata descritta, è stata essere riferita come la struttura di riferimento per l'analisi del DNA mitocondriale nelle tracce miste e degradate. Per cui vicecomandante Virris, presso la struttura di riferimento per fare, che si dice essere di riferimento per fare queste cose, che risultati ha ottenuto? Ha ottenuto un profilo genetico mitocondriale chiaro e inconfutabile? No, ha incontrato dei dubbi. Ha trovato un profilo mitocondriale, che poi è risultato essere quello della povera Iara, e un altro profilo mitocondriale minoritario che nulla ha a che vedere con quello di Massimo Giuseppe Bossetti. E questo crea delle anomalie grossissime, soprattutto quando, leggendo appunto nel corpo della relazione, si legge che le sequenze ottenute, valutate secondo le linee guida della comunità scientifica internazionale forense, soddisfano parametri qualitativi e quantitativi tali da risultare pertanto utili ai fini identificativi. Cioè, ci sono dei risultati che si dice essere assolutamente perfetti dal punto di vista qualitativo e quantitativo, poi poter essere utilizzati ai fini identificativi, ma poi questi risultati non identificano lo stesso soggetto che il DNA nucleare invece aveva identificato. E quindi c'è questa aporia, questa diversità, questa incongruenza che dal punto di vista scientifico non trova al momento spiegazione. Notare che i profili genetici mitocondriali che sono stati ottenuti sono stati anche ritenuti identificativi con una percentuale, diciamo, di potere identificativo superiore al 99,9%, per cui quando si dice che il DNA mitocondriale non è identificativo, certamente non ha lo stesso potere identificativo del nucleare, ma viene utilizzato in tutti i disastri di massa, alle torri gemelle, alla ricostruzione degli alberi genealogici, all'identificazione dei cadaveri dispersi in guerra. Per cui era questo. Basta per questo per farvi una panoramica su quelle che sono le mie valutazioni sui risultati di laboratorio ottenuti, senza chiaramente nessun commento su come sono stati ottenuti, perché quello non è possibile farlo sullo stato dei casi. Però professore, una cosa ci viene a me, senza entrare nel merito di chi ha fatto le indagini e di chi non le ha fatte, visto che dicevamo prima che lei ha seguito il caso di Garlaschi, fosse lei a seguire direttamente questa vicenda, per la base della sua esperienza, sì, questa anomalia, così come lei l'ha analizzata, potrebbe invalidare la prova del DNA? No. Visto... Allora, è un'anomalia che va assolutamente spiegata. Io mi ricordo, scusi, qui non avevamo ancora l'idea di fare questo convegno, quando è saltata fuori questa anomalia, chi siamo andati a prenderlo di Heidelberg? Professor Capra. Il professor Capra dice nella nostra intervista, vado a leggere, me lo so da qualche parte, lei aveva detto a noi un caso più unico che raro. Ma sì, perché allora ci aveva detto. La separazione. Allora, stando così le cose, la prova del DNA, così come ce l'ha descritta, potrebbe essere non valida. Allora, bisogna trovare una spiegazione. Nel momento in cui, se io voglio utilizzare il deposito del materiale, non parliamo di inquinamento o di altre cose, diciamo semplicemente depositare. Se io deposito del materiale biologico sopra questo bicchiere, l'unità più piccola che posso andare a depositare sopra questo bicchiere è una cellula. Posso depositare anche frammenti di DNA o porzioni di DNA libero, tuttavia nel caso in cui io deposito solamente porzioni di DNA, il profilo biologico che andrò a recuperare da questa traccia non sarà un profilo genetico completo, ma sarà un profilo genetico assolutamente parziale e quindi non utilizzabile a scopi identificativi. Noi abbiamo invece sugli slip una traccia biologica completa e abbondante, cioè significa che è stata una traccia biologica che è stata, un'ipotesi benevole o normale, è stata depositata tramite il materiale biologico di un soggetto. Se io deposito la più piccola unità, che è la cellula, deposito per ogni cellula un quantitativo di DNA nucleare e centinaia di migliaia di volte quantitativi di DNA mitocondriale. Ora, come possa sparire completamente il DNA mitocondriale e rimanere il DNA nucleare è una cosa che in natura non può avvenire. In laboratorio lo possiamo fare, perché il DNA mitocondriale è un DNA molto più piccolo del nucleare, è una molecola circolare a differenza del DNA nucleare che è una molecola lineare, e quindi è possibile farlo, ma devi essere anche bravo, perché se non sbagli. E se questa spiegazione non dovesse arrivare, ci vuole la spiegazione. Se la spiegazione non arriva, questo DNA si può utilizzare o no? Come prova, intendo.
Come prova? La prova bisogna vedere in tribunale se poi diventerà come prova. Come elemento tecnico è un elemento tecnico che ti dice c'è il nucleare in questo soggetto, ma non c'è il tuo mitocondriale. Come posso spiegare questo? Se non sono in grado di spiegarne devo trarre le necessarie considerazioni. Siccome siamo una massa... Ha risposto. Siccome siamo una... Vedo già la faccia di Giangalino. Siccome... Andiamo dopo. Il finale. Posso chiedere una cosa? Siccome noi siamo una massa di ipotesi, perché questa poi è la verità dei fatti, specialmente noi tecnici, noi giornalisti, per carità, chi mi tocca. No, voglio dire, noi tecnici siamo degli ipotesi. Io te la faccio diretta la domanda, perché questo è importante soprattutto da un punto di vista di interpretazione della prova che può essere risolutiva in quel caso. Cioè, voglio dire, quello che tu stai dicendo, perché prima hai fatto anche riferimento all'artefatto, che è una parola elegante per dire che si era fatta una mezza truffa, tanto per parlarci chiaro. No, la domanda è questa. A prescindere dalla buona o dalla mala fede, di cui non abbiamo alcun interesse a fare accertamenti in questa sede, questa situazione che tu hai descritto in maniera assolutamente perfetta, può essere fonte di una, come dire, di una erroneità verificatasi nell'accertamento della traccia, nella ricostruzione della traccia. Adesso io non sono capra, per cui nemmeno nel senso degli schiaffi, per cui vorrei un po' capire, ecco. Perché tu sai che questo significa, per esempio, la vicenda di O.J. Simpson è stata indicativa, no? Perché l'applicazione della regola di giudizio che ha portato all'assoluzione di Simpson è stata l'errore nell'interpretazione e nella valutazione della traccia. Sì, diciamo che la spiegazione più semplice è che ci sia stato un errore in quelle che sono le analisi. Se poi questi errori nelle analisi non ci sono, perché uno ha sbagliato con il risultato, ho letto che io il tecnico che ha fatto questa cosa ha letto una cosa e sbagliando ha riportato una cosa sbagliata, la spiegazione più semplice, che poi possa essere catastrofica nel discorso, nell'economia di un processo, perché se sbagliato qui può aver sbagliato dall'altra parte, ne sono perfettamente conscio, però è l'elemento più tranquillo, perché dal punto di vista, ripeto, scientifico, è un'anomalia che non si è mai vista e francamente non ritengo che possa essere spiegata in termini accettabili in un tribunale. Allora, un'anomalia che non si è mai vista, questo dal punto di vista scientifico. Cosa vuol dire poi dal punto di vista invece della valutazione della questione, della traccia come prova, come indizio? Perché è una differenza sostanziale, no? Su questo punto vorrei proporvi, solo per chiudere, alcune considerazioni, alcuni minuti di considerazioni fatte dall'avvocato Carlo Taormina, presente al convegno, in virtù anche di docente di procedura penale, sulla questione della prova e della sua natura. Prova, indizio, prova indiziaria, prova certa. Allora io voglio mettere insieme quello che tu hai detto e mi devi dire se ho fatto bene, perché io sono ignorante, non sono come te. Allora, io ho messo insieme questa cosa, che le tracce G19 e G20 non contengono il mitocondriale di Possetti, esatto? Poi, che il G19 non è di, tutto il mitocondriale del G19 non è di Possetti, esatto? Per quanto riguarda il G20, il mitocondriale, c'è un mitocondriale maggioritario e un mitocondriale minoritario. Sia l'uno che l'altro non sono di Possetti e il secondo non è uguale al primo, esatto? Sono convinto come la verità. No, quindi abbiamo un nucleare di cui sappiamo le cose, abbiamo un mitocondriale che manca totalmente di Possetti per quanto riguarda il C19, abbiamo due mitocondriali che stanno all'interno del G20, distinguendo tra maggioritario e minoritario. Poi abbiamo un'altra cosa, che ci sono due tracce, dimmi se sbaglio, la 31C23 e la 31C24, rispetto alle quali abbiamo un 85% di mitocondriale appartenente a Iara e un 15% di mitocondriale non appartenente a Iara e non identificabile con nessuno degli altri mitocondriali di cui abbiamo parlato fino a questo momento. È corretto?
che non sia identificabile correttamente, che non lo so. Non lo so perché bisogna avere proprio i dati tecnici. Allora, l'85 è sicuramente di Chiara. Il 15 di chi è? Dovrebbe essere di questo ignoto 2 che c'è già nel di ignoto 2, però non è né il mitocondriale del G19 né il mitocondriale del G20. Quello del G19 è in pratica esclusivamente quello di Yara. Esatto. Nel 20 c'è quello di Yara e quello di un soggetto X, nel 23-24 c'è sempre quello di Yara e c'è qualche cosa che non è ben leggibile, ma sembra sempre quello di X. In ogni caso non c'è mai niente. Ci sono andato molto vicino, vorrei dire abbastanza, insomma, sono in qualche modo meritevole di approccio. Ecco. No, a questo poi dobbiamo aggiungere un altro particolare, cioè che ci sono le formazioni di libere. È esatto se dico che le formazioni di libere 6+1, 7+2, non mi interessa quello che è, sono tutte con mitocondriali diversi da tutti quelli che abbiamo visto fino a questo momento? Assolutamente sì, sono profili genetici che io devo trarre le conclusioni da questo dato tecnico, perché noi abbiamo questo compito. Vedete, ho fatto una battuta l'altro giorno in trasmissione con Claudio Salvagni e la riprendo. Perché quando si discute di un si discute di un DNA totale, cioè nel quale non c'è problema, no? Non c'è problema, mitocondriale, tutto quello che volete. Quando si studia di un DNA completo, fatto bene, pulito, indiscutibile, con mitocondriali di Bossetti e con il nucleare di Bossetti, chi è che ha mai parlato, attenzione a questo passaggio, chi è che ha mai parlato di prova iniziaria? Chi ha parlato di prova iniziaria ha sbagliato, perché questa è una prova diretta. Dal punto di vista tecnico è prova diretta 192,1 del codice di procedura penale. Vi siete mai chiesti perché a un certo punto è successo che si è cominciato a parlare di prova indiretta, cioè di prova indiziaria, e tutti noi oggi parliamo di prova indiziaria? La ragione è semplicissima. La ragione sta nel fatto che un DNA di questa portata lo dice la ordinanza del Tribunale di Libertà quando fa riferimento al fatto della esistenza, della persistenza di una contraddizione. La questione resta discutibile. L'ordinanza non capisce bene le cose perché i magistrati sono dei, insomma, come dire, sono applicatori della legge, no? Ecco. Quindi invece noi che siamo dentro all'area universitaria abbiamo a che fare con i ragazzi di 20 anni che hanno due scatole grosse che non finiscono mai e si hanno la mente fresca, e noi andiamo un po' oltre. Perché, cari amici, quando noi discutiamo a un certo punto troviamo anche quel passaggio che il Tribunale di Libertà svalorizza, e cioè quando dice ma la difesa ha detto una sorta di fregnaccia perché ha detto guardate che c'è stata anche questo fatto dell'aver rinunziato al giudizio immediato. Vi ricordate il Procuratore della Repubblica fece la conferenza stampa, siamo pronti per il giudizio immediato, e Salvagni ha scritto nell'appello, ha scritto ma guardate, questo è un dato, per carità, qui basta, hai fatto male a dire queste parole perché ti hanno preso pesci in faccia, ma sono sempre pesci puliti, più puliti di altri. E allora il giudizio immediato non è stato fatto perché dalla prova diretta sono passati alla prova iniziaria. Ora c'è un problema in più, che questa prova indiziaria, punto interrogativo, è prova indiziaria? Perché dico questo? Perché la giurisprudenza costante, ma poi il buon senso è quello che fa da padrone in queste cose, dice una cosa importante: l'indizio, persino il mafioso deve avere l'indizio per fargli qualche cosa, poi non fanno niente, ma comunque ci vuole un indizio. La Corte di Cassazione, siccome si è resa conto che era
l'ultima sponda dell'intervento, o anzi la soglia più anticipata dell'intervento giudiziario, sia preventivo che repressivo, ha detto attenzione, noi non possiamo parlare, non possiamo parlare di indizio se non è un dato certo. La certezza del dato integra l'indizio, anche quello più piccolo che serve per iscrivere l'indagato al registro delle procure. Ma scusate, qua c'è scritto, la contraddizione persiste. Ma non è che persiste perché lo dice il tribunale, persiste perché abbiamo non solo gli giudici DNA di cui ha parlato Capra, ma dentro al fatto specifico, quello del nucleare, che è quello che serve in questo momento per capire se possiamo affermare o non affermare la responsabilità, di fronte a questo contesto, a questo circuito interno al dato che è preso in considerazione, ci sono queste situazioni. I due mitocondriali sono diversi dall'altro, tutti e due sono diversi da un altro ancora. Quindi c'è una situazione che certamente non è di certezza. A me poi non interessa quale sarà la conclusione. Mi interessa dal punto di vista tecnico, scientifico, giuridico, dire come stanno le cose. Le cose stanno in questi termini, che qui c'è da discutere, ecco perché ho riveduto la mia posizione, si discuterà. Ma... Allora, un breve stacco pubblicitario, 20 secondi, e poi proprio gli ultimi 2 minuti, 3 minuti di questo intervento. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Non è che il Tribunale di Libertà non lo dica, perché il Tribunale di Libertà dice una cosa che però si dà la zappa sui piedi, perché quando dice il problema lo dobbiamo risolvere con l'incidente probatorio o con la sede dibattimentale, questa, se ci sarà una corte d'assise degna di questa qualificazione, dovrebbe, non lavare le mani, dovrebbe dire scusate, ma che stiamo a dire? Al di là del fatto, guardate, perché qui c'è una questione da prendere in considerazione. Quando io vado in galera, questo è un paese nel quale per essere condannati ci vuole più che per andare in galera. È fatto così il nostro sistema, no? Tu vai in galera anche se poi sei assolto, vai in galera anche se non è stata ancora esercitata azione penale, questo è il nostro sistema, è fatto così. Quando vai al dibattimento, la situazione cambia, perché la gravità dell'indizio, la presunta gravità dell'indizio, ripeto, qui stiamo discutendo certamente di una non gravità, potremmo discutere addirittura dell'esistenza dell'indizio, ma il dibattimento, siccome devo fare l'ipotesi peggiore, che un solo indizio sia ritenuto grave e perciò fonte di affermazione di responsabilità, ma non basta perché ci vuole la precisione. La precisione dell'indizio, che è regola di giudizio, di interpretazione probatoria e conseguentemente di giudizio, qui è consacrato che le cose non stanno in questi termini, perché quando io ho un DNA nel quale un pezzo di mitocondriale non c'è, un altro c'è, il terzo è diverso da tutti e due, tutti e tre sono diversi da quelli di lì, eccetera, fatemi capire come si fa a parlare. E non sto facendo populismo, sto dicendo soltanto quelle che sono le valenze tecniche di una situazione di questo genere. Quindi è successo questo, che perché, l'abbiamo detto tante volte, Marco Riva ha veramente una grandissima sensibilità per questo problema da sempre. Ma perché qui si sono andati a ricercare il computer e quello e quell'altro, il cassonetto e via dicendo? Ma perché? Perché io non lo so se è vero o se non è vero, ma non me ne frega assolutamente niente. A me interessa prendere atto di un dato tecnico che in questa dimensione, questo elemento, se lo vuoi considerare benevolmente, è un indizio, ma la ricerca degli altri elementi è stata resa indispensabile dalla caduta, dalla logica della prova diretta, per cui
si cerca di effettuare una sorta di riciclaggio attraverso il quale ricomporre una fattispecie indiziaria che possa essere ricondotta alla previsione normativa dell'articolo 192 del codice di procedura penale. Allora, la questione dell'indizio, che non è una prova diretta e che deve essere però grave e, oltre a grave, preciso. Visto il discorso scientifico del professor Capra, qua la precisione, dice l'avvocato Taormina, non c'è in questo indizio. Giusto un flash, un minuto, poi ci salutiamo, anzi vi saluto adesso, sulla questione del ragionevole dubbio, perché tutti questi ragionamenti conducono a un altro di quelli che dovrebbero essere i cardini della vicenda processuale, cioè il principio per cui finché rimane un ragionevole dubbio la condanna non può essere pronunciata e neanche l'attribuzione di responsabilità. Come questo principio trovi spazio nelle aule dei tribunali, lo dice l'avvocato Taormina così per inciso in questo minuto conclusivo che ascoltiamo adesso e con il quale ci salutiamo. Buon pomeriggio a tutti. Non riesce ad entrare come regola di giudizio il ragionevole dubbio. Il problema è questo. Dicevo prima che nella vicenda di O.J. Simpson fu calibrata l'applicazione di questo principio. Noi fino a questo momento abbiamo capito che al giudice italiano di questa nuova regola di giudizio non interessa assolutamente nulla, perché la ritiene sovrapponibile perfettamente alla contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Quindi il problema invece è questo: quando è stata fatta questa legge per una modifica del 533 del codice di procedura penale, ha voluto dire che non soltanto quando è contraddittoria la legge, la prova, non soltanto quando è insufficiente la prova, ma anche quando di fronte ad una insufficienza che significa che un po' di prove ci stanno, ad una contraddittorietà che significa che ci sono prove favorevoli e prove contrarie, c'è il terzo criterio del ragionevole dubbio. Per carità, c'è una sola sentenza delle sezioni unite della vicenda Andreotti, che c'ero io come uno dei difensori, in cui si prospetta la virtualità di questo scavalcamento del 530 secondo Roma. Non c'è terzo che si applichi, cioè da vergognarsi, perché noi quando parliamo di ragionevole dubbio ci ridono in faccia. Mentre parliamo, capiamo perfettamente che se non lo fanno apertamente, lo fanno soltanto pietà di scalzo, ma in realtà c'è proprio una riluttanza all'applicazione di questa regola che invece può essere la salvaguardia di innocenze sacrificate. Ci hanno capito?